Palacongressi ritorna all'uso un'importante iniziativa, un convegno di caratura nazionale. Era questa la funzione del Palacongressi? Deve essere questa, dopo la chiusura durata troppo a lungo per la città, dopo la riapertura credo che questo sia il primo convegno di livello internazionale che il Palacongressi ospita, un Palacongressi che si è fatto trovare all'altezza della situazione. E credo che una di quelle prospettive che deve riguardarci in termini di crescita di flussi è proprio il turismo congressuale. E qui mi si dirà è un vecchio tema, però era un tema che era scomparso dall'agenda politica essendo morto il Palacongressi. Ora che il Palacongressi è tornato a nuova vita, questa diventa una immediata attualità. Peccato che le strade sono purtroppo adiacenti, sono il tallone di Achille di questa amministrazione. Tante promesse però ancora nulla di fatto, Sindaco. Le strade sono il tallone d'Achille del Paese, in assenza di denari non si fa nulla. A casa tua non comprerai le sedie se hai problemi di sbarcare il lunario. Oggi c'è un malato che è gravissimo, lo è da tantissimo tempo, ma la quantità di debito emerso, i 32 prima nel 2015, di queste ore altri 20 milioni di euro datati antecedentemente al 2015 danno il quadro di quella che è la situazione finanziaria, nonostante avere fatto efficientamento profondo della macchina amministrativa, nonostante essere stati ingessati per 3 anni, nonostante avere ristrutturato profondamente il servizio di nettezza urbana che costava un occhio della testa con tanti operatori, nonostante avere molto tagliato sulla spesa del personale del comune. Allora, il tallone d'Achille delle strade riguarda il paese. Agrigento non è un fatto particolare, straordinario, quindi tutte le volte che parliamo poi di turismo congressuale o di flussi turistici guardiamo le reali questioni. Roma è il centro del mondo per flussi turistici, facciamoci una passeggiata per le strade di Roma per comprendere quale problema di manutenzione ha oggi l'Italia, ha oggi il nostro Paese.